Numero 2, ancora il rimorchio di Jelovčić. Rafael Moura prova ad andarsene in 1 contro 1, ci riesce, alla fine viene chiuso in rimessa laterale dall'intervento di Galliani. Rimessa Real Rieti. Pallone messo sul secondo palo per Rafael. Rafael Avironi prova a calciare con il sinistro. Mazzocchetti in avanti per Delonder che controlla il pallone, riesce a servirlo in 2 tempi a Papalinietti. Ancora Delonder, spalle alla porta. Papalinietti, chiuso André Ferreira, pallone all'indietro per Mazzocchetti, vuole posizione profonda di Delonder che difende bene con il fisico e calcia. Micoli ancora non perfetto, non blocca il pallone, sarà corner per il Color Max Pescara qui al Pala Malfatti. 12:26, pallone ancora dentro per Delonder, recupera il Real. Pallone troppo lungo qui per Franco Jelovčić che non riesce a controllare. E allora abbiamo un errore nella distinta, perché con la maglia numero 14 c'è Parra. André Ferreira, Parra, Delonder, André Ferreira, Dudu Morgado, Delonder ancora all'indietro, Parra, André Ferreira, Delonder prova a scaricare questo pallone, lo fa direttamente in rimessa laterale, fuori Ramon, torna al suo posto Rodolfo Fortino con la maglia numero 20. Pronto ad entrare anche Lucas Baroni per il Real. Rafael, per lui sarebbe l'esordio assoluto visto che era disponibile ma non è stato impiegato da Duda nella gara di Catania. Rafael, De Luca, pallone per Moura, si fa vedere, gioca un po' a nascondino Rodolfo Fortino. Ancora Rafael in possesso, De Luca pensa per un attimo all'imbucata, offre ancora il pallone a Moura, eccolo Fortino, spalle alla porta, si gira, torna da Moura, vuole l'1 contro 1, Davide Moura se la sposta prima sul destro poi sul sinistro, la mette in mezzo, Rafael respinge Dudu Morgado, riparte però il Real Rieti. Ancora Rafael, De Luca, non si fa vedere Fortino, allora si passa per i piedi di Moura. Rafael vuole l'1 contro 1, si ferma Rafael, torna indietro da Moura. Fortino, spalle alla porta, difende il pallone, vediamo se prova a girarsi su Dudu Morgado. Rafael si sposta il pallone sul sinistro, Moura, De Luca, possesso prolungatissimo del Real Rieti, si difende il Color Max Pescara. Ancora Rafael dentro per Fortino, le finte del numero 20 che alla fine viene raddoppiato e viene chiuso. Mazzocchetti, pallone corto per Morgado. Parra, pronti Ramon e Baroni per il Real Rieti. André Ferreira, è tornato anche Fabinho. Parra dentro proprio per Fabinho, pallone di ritorno, poi sarà rimessa dal fondo per il Real Rieti. Micoli per Ramon, dentro per De Luca, si fa vedere Rodolfo Fortino, il pallone per il numero 20, la lascia lì per De Luca, doppio rimpallo, ancora Massimo De Luca a difendere il pallone, alla fine sarà rimessa dal fondo. Mazzocchetti, 9 minuti e 50 secondi da giocare, pallone in avanti, Fabinho prova su di lui l'anticipo Ramon, pallone riconquistato comodamente da Micoli. Baroni, Ramon, dentro ancora per Rodolfo Fortino, il taglio di Ramon, servito il numero 6, prova ad andarsene con un tunnel, alla fine se la ritrova tra le mani Mazzocchetti. Fabinho
Ancora il numero 20 prova ad andare su Fortino, che va a commettere fallo e arriva il giallo anche per Rodolfo Fortino, stesso metro di giudizio del secondo giallo di Misael, dunque giusto anche questo. Sì, corretta la decisione del direttore di gara. Fortino, fallo prolungato del numero 20 Amaranto Celeste, quindi in questo caso è giusto il giallo combinato al pivot del Real. Intanto vediamo che Duda alterna continuamente il quintetto in campo, continui i cambi del tecnico brasiliano. Adesso per difendere ha tolto il Baroni, ha messo dentro Moura e vediamo che sta impartendo dettami tattici al numero 9 Amaranto Celeste, che sicuramente tornerà sul parquet non appena il Color Max avrà esaurito la sua azione offensiva. Calcio di punizione, occhio al destro di Coco Schmidt o a quello di Dudu Morgado, ha tante soluzioni il Color Max Pescara. Il taglio di Coco Schmidt, pallone calciato dentro, libera il Real Rieti. Ramon, vediamo se proverà a puntare in banda Parra, si ferma, pallone all'indietro per Moura, vuole il pallone lungo per De Luca, un passaggio praticamente a Mazzocchetti, la pressione di Ramon, buono qui il sombrero di Parra che prova a metterla sul secondo palo, occhio a Ramon, 1 contro 3, Ramon calcia con il sinistro sul primo palo, Mazzocchetti, Fabinho, ancora Fabinho all'indietro, buono il tocco per Coco Schmidt, André Ferreira dentro per Fabinho che prova a girarsi, viene chiuso Coco Schmidt, Dudu Morgado, Coco Schmidt, Parra dentro ancora per Fabinho, prova a girarsi, offre il pallone a Dudu Morgado, grande parata di Peppe Micoli questa volta. Se li merita tutti, in questo caso gli applausi del pubblico del Pala Malfatti. Ha tolto la palla dall'incrocio dei pali, era stato bravo Dudu Morgado ad impattare con il destro, aveva spedito la sfera sotto l'incrocio dei pali, solo un grande intervento di Micoli. Pallone all'indietro, Fortino qui va a liberare, da sottolineare l'espressione di Dudu Morgado che si è girato verso la tribuna dopo la parata di Micoli, come a dire mamma mia cosa mi ha preso questa volta. Sarà rimessa laterale per il Color Max Pescara, da battere però dalla parte opposta del campo. A chiamare lo schema c'è Coco Schmidt, Morgado, pallone dentro per Fabinho che riesce a girarsi, Parra cambia lato, offre di fatto il pallone a Ramon che spinge la transizione, Ramon sul destro, Ramon finta poi calcia, doppia deviazione, sarà rimessa laterale per il Real Rieti. In questo momento paradossalmente Jacopo è più Reale che prova a pungere di rimessa. Sì, il migliore in campo in questo momento degli Amaranto Celesti è sicuramente Ramon, è lui che sta guidando le transizioni offensive della squadra Amaranto Celeste. Il Pescara tiene bene e comunque quando riparte dimostra di poter impensierire la retroguardia del Real. Sarà rimessa laterale per il Real Rieti. Salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta su PMG Sport Futsal. Se avete domande o curiosità, ovviamente potete chiedere commentando proprio la diretta. Ramon dentro per De Luca che prova a girarla di prima, la parata di Mazzocchetti che fa correre Fabinho che scappa alle spalle di Franco Jelovcic. Fabinho, Coco Schmidt, ancora per Fabinho, si gira bene, pallone sul secondo palo, è bravo Massimo De Luca a metterla in rimessa laterale. Fabinho è sempre da tenere d'occhio, Jacopo. È uscito Misael, dicevamo uno degli uomini migliori, sicuramente insieme a lui c'è Fabinho per il Color Max Pescara. Quando ha la palla tra i piedi può sempre inventare la giocata, in questo caso era stato bravissimo a superare Jelovcic, poi è stato altrettanto bravo De Luca ad evitare che arrivasse il giocatore dalla parte opposta in tapin che avrebbe potuto battere facilmente Micoli. Coco Schmidt, pallone dentro, Ramon
il tocco in rimessa laterale. Vi invitiamo anche a fine gara a votare chi sarà secondo voi il migliore in campo. Dentro Avironi, Baroni, Avironi, Ramon dentro per Baroni, anticipato Mazzocchetti, il lancio lungo, l'uscita di Micoli, Ramon qui tocca e basta, sarà rimessa laterale per il Color Max Pescara. Morgado all'indietro per Coco Schmidt, Baroni scambia con Avironi, porta il pallone Lucas Baroni, prova ad andarsene, si guadagna una buona rimessa laterale, ma anche dopo l'espulsione di Misael non ha perso coraggio di gestire il pallone il Color Max Pescara, Jacopo. No, assolutamente, lo dicevo prima, quando si riversa nella metà campo del Real la squadra ospite dà l'impressione di poter creare dei grattacapi alla retroguardia amaranto celeste. Real che continua con il suo possesso palla, però sembra andare troppo a sprazzi per poter, diciamo, cercare di chiudere il match già nella prima frazione. Dell'Onder, Coco Schmidt, ancora il capitano del Color Max Pescara, va da Galliani, André Ferreira vuole l'imbucata per Dall'Onder, si è mossa bene questa volta la difesa del Real che potrà ripartire da una rimessa laterale. Torna in campo Rafael, Ramon, Jelovcic aspetta il movimento di Avironi, vuole l'1 contro 1 in banda Jelovcic, Ramon fa allontanare Avironi, vuole giocarsi l'1 contro 1 su Coco Schmidt, i passetti di Ramon che tiene lì il pallone, dentro per Avironi che prova a girarsi e a calciare, Rafael a chiudere, alla fine Galliani, l'ultimo tocco è il suo, la rimessa laterale sarà in favore della Real Rieti. Real, come hai detto Jacopo, non riesce sempre ad essere costante e fluido nel possesso di palla. No, ma oltre a dare, riconosciamo anche i giusti meriti al Color Max Pescara che comunque dimostra di chiudersi benissimo, riesce a interrompere le trame di gioco del Real e quindi mette in difficoltà gli amarantocelesti che, come dicevo prima, vanno a sprazzi e molte volte sono costretti all'errore o piuttosto a tornare indietro. Rafael, pallone per Ramon, Jelovcic alza la testa, vuole il movimento di Avironi, premiato adesso, si fa anticipare il numero 10 del Real che lotta poi su questo pallone dell'Onder. Occhio al suo mancino, si allunga Micoli che blocca questa volta il pallone. Micoli, Jelovcic vuole puntare in 1 contro 1 dall'Onder, se ne va con un numero, Jelovcic calcia, pallone in calcio d'angolo. Buona la soluzione di Jelovcic, questa è una strada che sta percorrendo proprio il Real, che spesso crea i presupposti per l'1 contro 1 in banda ma non va a cavalcarlo abbastanza. Sì, ma poi dicevamo la retroguardia del Pescara si chiude benissimo, intanto seguiamo questo corner, va al destro Ramon, respinge la retroguardia del Color Max che prova a ripartire. A te Mattia. Jelovcic, Rafael all'indietro per Micoli, vuole ancora il movimento di lungo di Rafael, il pallone è preciso, rientra sul destro Rafinha che viene chiuso in rimessa laterale, fuori Ramon, Moura, Rafael, Jelovcic dentro per Avironi che prova a girarsi, viene chiuso, ancora Davide Moura, prova a calciare con il sinistro, ha colpito però Avironi che voleva quasi fare un blocco di fronte a Mazzocchetti. 4 minuti 36 secondi, 2-1 Real Rieti. André Ferreira, pallone dentro per Dell'Onder che torna dall'ex Feldieboli, Parra, André Ferreira in banda su Avironi che tocca il pallone, sarà corner per il Color Max Pescara. 4 minuti 21 secondi, 2-1 Real Rieti. André Ferreira a battere il corner,
all'indietro per la conclusione provata da Galliani, la schiena di Davide Moura, e ancora corner per il Pescara che non molla, la palla Malfatti nonostante l'espulsione di Misael. Ancora Galliani, questa volta il sinistro finisce altissimo sopra la traversa, si ripartirà dalle mani di Peppe Micoli. 4 minuti 14 secondi, 2-1 Real Rieti. Micoli, Rafael al piccolo trotto, il numero 11, pallone per Jelovcic, il movimento di Avironi. Jelovcic però torna da Rafael, anche per lui si apre in banda la possibilità dell'1 contro 1. Moura prova ad andarsene, viene chiuso da Dall'Onder, sarà rimessa laterale Real Rieti. Real che, come pronosticabile, fa un po' fatica se gioca sotto ritmo ad attaccare la difesa schierata del Color Max Pescara. Sì, assolutamente, infatti dicevo prima, dovrebbe tentare di più le azioni di 1 contro 1, perché in questi casi la giocata del singolo potrebbe servire, visto che la retroguardia del Pescara si chiude benissimo. Il Reale è dotato di grande tecnica, quindi si dovrebbe provare. Fin qui è stato provato veramente poco dalla squadra amaranto-celeste, che adesso prova a ripartire, ma vedete il Color Max Pescara è bravissimo a scendere immediatamente sotto la linea del pallone e a rallentare la trama del Real. Rafael, pallone per Jelovcic, dentro per Avironi, la diagonale, definiamola in maniera calcistica, questa chiusura di André Ferreira. Moura dentro per Avironi, prova a girarsi, prova le finte, viene raddoppiato, alla fine sono troppi quelli in maglia gialla, perde il pallone, poi lo stesso Avironi a toccarlo in rimessa laterale. È chiaro che contro l'esperienza di Coco Schmidt a turno André Ferreira e Dudu Morgado può far fatica la giovane età di Avironi. Assolutamente, per questo intanto se ne va Fabinho, prova ad incrociare con il mancino, la palla si perde sul fondo. Dicevamo, l'assenza, l'aver dovuto rinunciare a Marinovic è pesante anche per questo, perché quando esce Fortino non c'è un altro pivot di ruolo in grado di duellare con il difensore avversario. In questo caso, se è un difensore molto esperto, come può accadere quando ci sono in campo Andrea o Coco, può sicuramente Avironi paga l'inesperienza e viene messo in difficoltà. Galliani porta il pallone, lo offre a Fabinho che va a calciare. Il primo ad arrivare sulla respinta è Rafael, che va da Micoli. De Luca, Moura, si fa vedere Rodolfo Fortino. Moura porta il pallone, lo offre a Rafael. Fortino dentro ancora per Rafael, sbagliato il tocco del numero 20. Galliani prova ad andare, su di lui c'è Fortino, alla fine Galliani si allunga il pallone. Anche questa sera un po' sotto ritmo Rodolfo Fortino. Sì, ma non è il Fortino che ci siamo abituati a conoscere. Oltre ad andare sotto ritmo, a volte è anche piuttosto impreciso o banale nella giocata. Lui è un giocatore che ci ha abituato a ben altro, e fin qui in 2 tempi e quasi in 3, diciamo, perché questo primo tempo mancano 2 minuti al termine, non abbiamo ancora visto il vero Rodolfo Fortino. Moura, De Luca, pallone per Rafael. Fortino controlla con il sinistro, torna da Moura, dentro ancora per Fortino. De Luca si appoggia su Peppe Micoli. Moura, ultimo minuto e 50 secondi in questo momento alla palla Malfatti. Fortino la lascia ancora lì per De Luca, che non ha capito le intenzioni del suo compagno di squadra. Altro misunderstanding qui tra Rodolfo Fortino e Massimo De Luca. Mazzocchetti, pallone corto per Fabinho. Coco Schmidt, Parra, la pressione di Moura, è buono il tocco di prima per Fabinho che libera la corsa di Coco Schmidt. Parra, Moura per un attimo, Fortino si appoggia su a Rafael, pallone per Massimo De Luca, ancora Rafael. Ramon dentro per Fortino che viene chiuso ancora una volta in rimessa laterale da Coco Schmidt. Coco Schmidt che per il momento sta vincendo tutti i duelli individuali con Rodolfo Fortino. Rafael, Ramon, Fortino controlla il pallone, prova a cambiare lato ancora per Rafael, vuole l'1 contro 1 su Parra, è costretto a tornare da Ramon, dentro per Fortino che ci prova di tacco
è bravo Mazzocchetti a non farsi sorprendere. Questa è una soluzione che deve necessariamente trovare il Real. E questo deve fare Fortino, di questo ha bisogno il Real, dare uno sbocco offensivo, perché fanno girare bene palla, ma poi se non c'è un giocatore a cui appoggiarsi lì davanti il gioco diventa piuttosto sterile. In questo caso non appena ci sono riusciti il Real è andato vicino al gol del 3-1. Rimessa laterale, chiede che venga rispettata la distanza Massimo De Luca. Pallone per Rafael, dentro per Fortino, controlla con il sinistro Rodolfo Fortino, prova a fare perno sul corpo di Dudu Morgado, poi trova Massimo De Luca. Rafael, spalle alla porta, è costretto a tornare da De Luca. Ramon, vediamo se cerca l'1 contro 1 in banda, ancora De Luca. Ramon, dentro per Rafael con un colpo di tacco, sarà rimessa laterale ancora per il Real Rieti. Ultimi 36 secondi del primo tempo. Ramon, De Luca, prova ancora l'imbucata dentro per Fortino. Altro tocco, l'impressione che a questo ritmo la difesa del Color Max Pescara vada a nozze. Assolutamente, riesce a tenere benissimo, ma il Real sembra non essere in grado di alzare i ritmi fin qui. Praticamente, salvo l'avvio, non abbiamo visto un Real veemente in fase offensiva. La palla stagna troppo nei piedi dei giocatori, questo permette al Color Max di chiudersi bene. Coco Schmidt calcia, la risposta di Micoli. Rafael spinge la transizione, pallone per Ramon, dentro per Fortino, contropiede perfetto del Real Rieti con il destro che non è il suo piede. Fortino fa 3-1. Dicevamo, Real che fin qui non ha alzato i ritmi, un'azione tutta di prima, bravissimo Ramon a trovare Fortino libero, che è stato altrettanto bravo con il piede non suo a metterla sotto la traversa, a sbloccarsi, e questo potrebbe essere importantissimo per il numero 20 Amaranto Celeste. Ad 11 secondi dalla fine del primo tempo il Real Rieti trova il gol del 3-1. Ramon di testa, Micoli la gioca corta per Rafael, arriva la sirena conclusiva del primo tempo che Real Rieti chiude avanti 3-1 sul Color Max Pescara. Flash di Jacopo Persico. Un Real che non ha entusiasmato in questo primo tempo, però chiude, va negli spogliatoi con il doppio vantaggio, e questo è molto importante per gli Amaranto Celesti. Il tempo di una piccola pausa, poi saremo in diretta su PMG Sport Futsal per vivere insieme il secondo tempo dei Real Rieti Color Max Pescara.
Amici di PMG Sport Futsal, bentornati al Palamo Alfatti di Rieti, tutto pronto per il secondo tempo di Real Color Max Pescara. Si riparte dal 3-1 per la formazione Amaranto Celeste, 3-1 con cui si è chiuso proprio il primo tempo. Sarà il Color Max Pescara di Saverio Palusci a toccare il primo pallone della ripresa, ultimi 20 minuti di gioco da vivere insieme. Palusci a colloquio adesso con gli arbitri, forse stanno ancora parlando del doppio giallo arrivato a Misael nel corso del primo tempo. Adesso sì che si può tornare a giocare, è arrivato adesso il fischio d'inizio della ripresa. Pallone in avanti, Moura di testa, Fabinho lo contende a Moura, ci mette il piede Micoli, sarà rimessa dal fondo, anzi chiedo scusa, sarà corner per il Color Max Pescara. Occhio allo schema, pallone dentro per Fabinho, libera il Real Rieti, arriva Dudu Morgado che calcia con il sinistro, trova il muro eretto da Rodolfo Fortino e ancora la rimessa laterale, primi 17 secondi di gioco. Morgado scodella per André Ferreira che ha pensato, provato a coordinarsi per la conclusione al volo. Ramon dentro per Fortino, difende il pallone numero 20, lo offre ancora indietro a Ramon. Jelovcic controlla la cannonata di Ramon, poi vuole andare in 1 contro 1, ci ripensa, dentro per Fortino, di ritorno per Franco Jelovcic, doppietta del 19, eccola la soluzione di cui aveva bisogno il Real Rieti. L'abbiamo invocata nella prima frazione, sono passati pochissimi secondi e l'abbiamo subito vista in questo secondo tempo. Sembra un po' il remake del primo tempo, passano poco più di 20 secondi e il Real trova il gol, questa volta però è un gol che vale il triplo vantaggio per gli Amaranto Celesti. André Ferreira dopo il 4-1 di Franco Jelovcic controlla il numero 7, va dentro da Fabinho che prova a servire il rimorchio, bravissimo in uscita Peppe Micoli. Jelovcic si ferma, Fortino ancora per Jelovcic, chiedeva il fallo di Dudu Morgado. Jelovcic all'indietro per Ramon, Moura, Jelovcic dentro per Fortino che prova a girarsi, le finte di Rodolfo Fortino, ancora il numero 20 che calcia, pallone sull'esterno della rete. Ha iniziato con un piglio diverso questo secondo tempo anche Rodolfo Fortino. Sì, assolutamente, dicevamo nel primo tempo era il Fortino visto anche a Catania, cioè un Fortino avulso dal gioco, piuttosto lento, a volte impreciso. In questo primo minuto e mezzo del secondo tempo sembra essere un altro giocatore. Vi ricordiamo di votare nei commenti a fine gara quello che secondo voi sarà il migliore in campo questa sera qui al Palamo Alfatti. Oltre 1 minuto e mezzo giocati. Fortino per Ramon che la mette a rimorchio dove non arriva Davide Moura. André Ferreira scambia con Fabinho, Parra, André Ferreira, Morgado pressato da Fortino, va dentro da Fabinho, spalle alla porta il numero 29. Dudu Morgado per André Ferreira, Fabinho, Morgado anticipato da Rodolfo Fortino, Parra, l'1 contro 1 su Moura, rientra sul sinistro, la mette sul secondo palo Fortino con l'esterno per Moura che prova ad andarsene con un sombrero. Parra lo chiude in rimessa laterale, fuori Ramon, torna al suo posto Rafinha. Duda che ha fatto ruotare ovviamente tranne Pasculli e Relandini tutti gli uomini a disposizione, unica eccezione Andrea Romano che potrebbe avere spazio onestamente in questa gara. Jacopo. Sì, potrebbe trovare spazio, infatti vediamo che il tecnico brasiliano ha mandato proprio Romano a scaldarsi insieme a De Luca. Altra nota Mattia, alla vigilia era possibile il rientro di Rizzi, lo abbiamo visto più volte alzarsi dalla panchina a fare riscaldamento ma non entrare mai sul parquet. Questo significa che il capitano questa sera Amaranto Celeste, perché non c'è Jeff, non è recuperato e quindi non potrà essere della gara. Fabinho, Rafinha qui a lottare su questo pallone, è lui l'ultimo a toccarlo. Fuori Jelovcic, torna De Luca, pronto a tornare anche Avironi.
Dell'Onder difende questo pallone, alla fine però se lo trascina in rimessa laterale, fuori Rodolfo Fortino, dentro Avironi. È chiaro l'indirizzo di Duda, Avironi è l'unico con le caratteristiche per poter dare il cambio da pivot a Rodolfo Fortino. Eh sì, infatti come dicevamo prima, questo a pagarne può essere l'esperienza, perché comunque Avironi classe 2001 non può avere l'esperienza che ha un giocatore del calibro di Fortino, quindi potrebbe subire l'esperienza dei difensori avversari, ma vediamo che fisicamente è molto dotato, quindi con questo potrebbe sopperire. Intanto c'è un fallo di Dell'Onder qui, il giocatore del Color Max Pescara avrebbe meritato il cartellino giallo, l'arbitro ha deciso di soprassedere. Altra lettura, Mattia, vediamo la differenza di rotazioni fra le due squadre, questo col passare dei minuti potrebbe pagarlo il Color Max Pescara, che ha una montagna abbastanza alta da scalare. 16:41 da giocare, 4-1 Real Rieti. Si allontana Rafinha, il pallone per Franco Jelovcic che la mette sul secondo palo, prova ad allungarla in porta Moura, l'uscita di Mazzucchetti, Fabinho, Jelovcic qui quasi a tamponare Dell'Onder, fallo commesso dal numero 19 e calcio di punizione per il Color Max Pescara. Uno sguardo anche al conto dei falli, è 1-1. André Ferreira, Fabinho, proprio per André, dentro il pallone per Dell'Onder, recupera qui a Moura che prova a spingere la transizione, calcia di punta in diagonale, bravo, velocissimo Mazzucchetti qui ad andare a terra. 16 minuti 18 secondi, Real Rieti che si sta esprimendo meglio, Jacopo, in questo secondo tempo. Ne parliamo dopo il corner che sta per battere Massimo De Luca. Aspetta il movimento, va in dietro direttamente da Peppe Micoli, controlla con il destro, aspetta il movimento di Rafael, pallone lungo per Avironi. Dicevamo Real che sta un po' riuscendo ad alzare il ritmo in questo secondo tempo. Onestamente sì, anche se dobbiamo dirlo, il Color Max Pescara sembra essere un po' calato fisicamente, lo dicevamo, sembrano piuttosto stanchi i giocatori. Intanto ripartenza degli amaranto-celesti con Rafinha, però si copre bene il Pescara e costringe il Real a ripartire. Dicevamo, sembrano piuttosto stanchi i giocatori del Pescara, e anche l'espulsione di Misael ha inciso sul match perché ha tolto una rotazione a mister Palusci. De Luca di prima con Rafael, De Luca prova a girarla ancora per Rafinha che si impegna, anzi per Rafael, istintivo chiamarlo Rafinha, deciso di cambiare il nome sulla maglia scrivendo Rafael, vista l'omonimia con Rafael Rizzi Rafinha. Questa è la rimessa laterale per il Color Max Pescara, l'ultimo tocco è proprio del numero 11 del Real Rieti. Coco Schmidt prova a calciare sul primo palo, c'è stata deviazione, sarà corner per il Color Max Pescara. 15 minuti 17 secondi, 4-1 Real Rieti. Coco Schmidt dentro per Dell'Onder, Rafinha prova a scappare in contropiede, velocissimo Rafinha che viene chiuso, Mazzucchetti poi a Ramon, Rafinha la mette a rimorchio per De Luca, André Ferreira è bravissimo Avironi a chiudere in rimessa laterale. Bella lettura difensiva qui del numero 10 Coco Schmidt, Ferraioli, Dell'Onder ancora per Coco Schmidt, Ferraioli sbaglia il controllo, esce Peppe Micoli e fa suo il pallone, subito un colpo Micoli. Ringraziamo tutti coloro che ci stanno seguendo live su PMG Sport Futsal. Eccolo il momento di Andrea Romano, maglia numero 7, fa il suo esordio in questa partita. Minuti per Andrea Romano, Jacopo, che a tutti gli effetti possiamo definire un ex Civitella, ex Color Max Civitella.
Civitella che da questa stagione si è trasferito a Pescara, non cambia il succo lo scorso anno sotto la guida di Saverio Palusci. Sì, comunque nella scorsa stagione Romano ha trovato molto spazio, lo abbiamo visto anche quando è stato impegnato qui alla Palamalfatti d'avversario, quindi vuol dire che il tecnico Palusci ha dato molta fiducia al giocatore reatino che quest'anno è tornato alla base, e vediamo che mister Duda ha deciso di impiegarlo in questo match. Ancora rimessa dal fondo, anzi rimessa laterale secondo gli arbitri per il Real Rieti. Pallone scodellato dentro per Coco Schmidt che arriva in corsa, blocca Amicoli che prova a far correre Andrea Romano, chiuso senza fallo secondo gli arbitri da Ferraioli. Si scalda un po' il pubblico del Palamalfatti. Coco Schmidt difende il pallone, lo offre a Ferraioli, su di lui in chiusura c'è Rafael Coco Schmidt, Andre Ferreira, pallone imbucato dentro per Dell'Onder, è arrivata la chiusura di Ramon che secondo gli arbitri ha commesso fallo, è solo il secondo di squadra per i Rieti, però forse poteva evitare di affondare il tackle Ramon, non sembrava poter creare un presupposto positivo Dell'Onder con quel controllo. No, era un'azione piuttosto lenta quella del Pescara, e più che altro Dell'Onder era a spalle alla porta, non sembrava essere in grado di impensierire la retroguardia amaranto-celeste, quindi è stato piuttosto inutile il fallo di Ramon. Anche in questo caso ci poteva stare il giallo, l'arbitro come nel caso precedente ha deciso di soprassedere e di non estrarre il cartellino giallo al giocatore amaranto-celeste. Romano qui scala sul primo palo, chiamato da Micoli che dispone la barriera, c'è Coco Schmidt sul punto di battuta, pallone dentro per Dell'Onder, Romano va a salvare sulla linea di porta, si prende gli applausi del Palamalfatti, piccole giocate, piccoli segnali di presenza di Andrea Romano. Occhio al pallone dentro, riparte il contropiede della Real, Rafael perde la sfera, Coco Schmidt, Ramon qui lotta e va a riconquistarla, ancora Ramon che alla fine si incarta sul pallone, sarà rimessa laterale per il Color Max Pescara. 13:59, anche Ramon un po' a sprazzi, Jacopo, sappiamo che anche lui può fare molto di più. Sì, insieme a Fortino sono giocatori che sono arrivati a Rieti con un curriculum sia di trofei che di esperienza di tutto rispetto, e a loro si chiede di fare la differenza e di guidare la squadra nei momenti del bisogno. Rafael a scambiare proprio con Ramon dentro per Jelovcic, difende il pallone il numero 19, è bravo Jelovcic che torna all'indietro da Ramon. Romano prova l'imbucata, viene chiuso Andrea Romano che va poi a difendere su Ferraioli che prova ad andarsene a Ramon che gli sporca il possesso in rimessa laterale. Galliani, Coco Schmidt, ancora per Galliani, controlla il pallone, rientra sul sinistro Dell'Onder, Ferraioli prova a saltare in dribbling, Romano mette dentro il pallone, ancora la chiusura di Ramon in corner, non molla giustamente direi il Color Max Pescara. No, assolutamente, anche perché con un gol rientrerebbe nella gara, ha dimostrato anche nella prima frazione di poter tenere testa a Real, quindi è giusto che continui a fare il suo gioco, come dicevo, alla ricerca di un gol che riporterebbe la squadra ospite in partita e magari metterebbe un po' d'ansia al Real. 13:12 da giocare, corner Pescara, pallone all'indietro per Ferraioli, Galliani, Ferraioli prova dentro ad imbucare per Dell'Onder. È chiaro che quando necessariamente Palusci deve dare fiato ai suoi migliori giocatori, la qualità della circolazione del possesso inevitabilmente cala. Sì, cala, come dicevamo, anche perché in questo secondo tempo è costretto
a dare, intanto se ne va Romano che viene il sinistro del giocatore reatino, palla sul fondo, ma in questo caso fanno bene i giocatori del Real a reclamare un fallo cumulativo. Dicevamo, è costretto a cambiarli più velocemente anche perché con il passare dei minuti. Intanto Fabinho trova la rete del 4-2, grande gesto tecnico, ma altra indecisione di Giuseppe Micoli, che in un tiro che non sembrava irresistibile la palla termina in fondo al sacco. Eh sì, qui errore di Micoli sul tiro in diagonale di Fabinho, si è lasciato sfuggire il pallone il portiere del Real. E 4-2 segnato dal Color Max Pescara. Rafael dentro per Jelovcic, torna da Rafael che prova ad andarsene in 1 contro 1, è preciso Mazzocchetti in uscita, Micoli va dentro da Jelovcic che prova a controllare, è lui l'ultimo a toccare, dunque 4-2 realizzato da Fabinho che prova a riaccendere la fiamma della speranza per il Color Max Pescara. Qui Romano a pressare, alla fine Mazzocchetti comodamente può raccogliere il pallone, servirlo a Galliani, Ferraioli dentro per Dudu Morgado, Ferraioli Morgado, Fabinho prova a servire il rimorchio, pallone che termina in rimessa laterale, fuori Andrea Romano, fuori anche Rafinha, anzi Rafael, chiedo scusa, al suo posto, al loro posto Moura e Fortino che adesso va a controllare il pallone. Jelovcic dentro per Rodolfo Fortino, la lascia lì per Moura che calcia, rimpallato da Fabinho in rimessa laterale. Adesso il Real non deve farsi prendere tra virgolette dallo sconforto dopo il gol del 4-2 del Color Max Pescara. Quello che dicevamo un po' prima, Mattia, il 4-2 potrebbe mettere ansia alla squadra amaranto-celeste che sembrava in pieno controllo del match, ma in questo caso un gol che al tempo stesso dà nuovamente linfa al Color Max Pescara, quindi mancano 11. Intanto Moura destro e questa volta fallisce il gol del 5-2. A te Mattia. Fabinho in contropiede, bravo Ramon nello scivolamento difensivo, si ferma la transizione del Pescara, occhio a questo pallone imbucato dentro, recupera Micoli che va da Moura che con l'esterno prova ad imbucarla dentro, non un granché questa idea di Moura che poi è bravissimo però a chiudere in rimessa laterale. Buona posizione difensiva qui di Davide Moura che non si è fatto prendere in mezzo e ha chiuso in rimessa. André Ferreira, pallone per Dudu Morgado, André, Fabinho, ancora per André Ferreira, Galliani prova ad imbucarla dentro, si chiude la difesa del Real, alla fine Moura a controllare il pallone, ad offrirlo a Ramon. Jelovcic pensa all'1 contro 1, va dentro da Fortino che difende il pallone, ha commesso fallo secondo gli arbitri. Rodolfo Fortino che ha spostato con il corpo il difensore che provava ad andare in anticipo. Sembrava esserci il fallo del numero 20 Amaranto Celeste che ha provato a liberarsi con la grande giocata, ma l'arbitro ha ravvisato una scorrettezza e anche perché altrimenti Fortino ha tirato, ha preso il palo, ma se l'arbitro non avesse fischiato forse sarebbe andato diversamente. Fabinho dentro per André Ferreira, ancora per Fabinho, è 4-3, ha riaperto la partita il Color Max Pescara, gol di Fabinho, doppietta in pochi minuti, 4-3, abbiamo nuovamente una partita, Jacopo. Forse l'abbiamo un po' tirata, però era così, dopo il 4-2 il Real ha sembrato spegnere nuovamente la luce e appunto è arrivato il gol del 4-3 che ci dà nuovamente una partita tutta da seguire al Palamalfatti. Anche perché non abbiamo ancora raggiunto la metà del secondo tempo. De Luca, Baroni, De Luca, Moura
pressato da Dall'Onder che gli sfila il pallone, prova a calciare in diagonale, è bravo a rimontare Moura, 2 pugni ben assestati che rischiano di mandare KO il Rieti in questo momento, Jacopo. Soprattutto è anche in situazioni come queste che dobbiamo vedere qual è la tenuta mentale e a che punto è la crescita di questa squadra, perché questo è indubbio negarlo, è un momento di assoluta difficoltà. Vediamo se il Real si scioglierà o se invece reagirà. Morgado dentro per Dall'Onder, André Ferreira, Morgado, Dall'Onder per André Ferreira e questa volta è bravo Micoli in tuffo. A metterla in corner, ma fa ancora paura il Color Max Pescara. Pallone scodellato per Morgado che ci prova al volo. Micoli per De Luca. Dentro per Rodolfo Fortino. Il movimento di De Luca. Moura. De Luca. Ancora dentro per Fortino. Prova ad appoggiarsi ancora su un suo compagno di squadra, va a recuperare il pallone, prova a calciare, momento di grande confusione. Vediamo di chi è l'ultimo tocco, è di Dudu Morgado, secondo gli arbitri la rimessa laterale per il Real Rieti, Reale che ha bisogno di un piccolo segnale per scuotersi. E in questo momento non sembrano esserci segnali che possano alludere allo scuotimento del Real, anzi gli amarantocelesti sembrano piuttosto in difficoltà. Inerzia del match, intanto il tiro di Moura, la respinta di Mazzocchetti, inerzia del match che in questo momento sembra essere anche un po' inaspettatamente a favore del Color Max Pescara, ma dobbiamo fare i complimenti alla squadra abruzzese che è stata bravissima a non mollare e adesso a portarsi l'inerzia dalla sua. Si ripartirà proprio dalle mani di Mazzocchetti, 8:58 in una partita che forse 5 minuti fa non l'avremmo mai detto, Jacopo, una partita tornata tutta da scrivere. Sì, assolutamente, non l'avremmo mai detto perché dopo il 4-1 il Real sembrava in assoluto controllo, l'errore di Micoli per il gol del 4-2 ha ridato linfa ai giocatori ospiti e poi sono stati bravissimi comunque a imbastire, a continuare nel loro gioco, a trovare il gol del 4-3. Adesso è il Real che sembra aver paura, mentre il Color Max con l'inerzia dalla sua prova addirittura ad impattare, dopo che, come dicevi tu, solo 5 minuti fa non avremmo detto tutto questo. Fortino col tacco, pallone fuori di pochissimo, ha provato la grande giocata Rodolfo Fortino, è un colpo che ha nel suo bagaglio tecnico, pallone fuori di pochissimo. Mazzocchetti, Morgado, André Ferreira, Dell'Onder, prova il cambio di lato per André Ferreira. Rimessa laterale per il Real Rieti. Mancano 8 minuti e 32 secondi da giocare. 4-3 Real Rieti. Pallone dentro, intercettato dal Color Max Pescara che spinge il contropiede. Buono il recupero di De Luca. Fortino, buona, bravo a girarla di prima proprio per Massimo De Luca. Qui arriva il fallo commesso da Dall'Onder. Body check su Massimo De Luca, è il secondo fallo di squadra per il Pescara. Bonus ancora lontano da una parte e dall'altra, non crediamo almeno per il momento che i falli possano diventare un fattore. No, assolutamente, anche se in questo caso il fallo di Dall'Onder è sembrato piuttosto inutile, come prima e nel caso del fallo di Ramon. Sì, è vero che ha provato a bloccare una ripartenza, ma la retroguardia del Pescara sembrava bene schierata per poter sopperire all'attacco degli amarantocelesti. E vediamo che infatti il tecnico Saverio Palucci ha richiamato immediatamente il suo giocatore in panchina. Comunque gli arbitri hanno estratto un cartellino giallo a Dell'Onder. Calcio di punizione per il Real Rieti, occhio al destro di Ramon Bueno Ardite.
Ramon va diretto in porta! Cosa si è inventato Ramon Bueno Ardite? Una meraviglia! 5-3. Che gol Mattia, che gol! L'avevamo chiamato a gran voce sia Ramon che Fortino e in questo caso ci ha deliziato con un gol di pregevolissima fattura. Tutto il Palamalfatti in piedi, lo merita, un grandissimo gol del numero 6, solamente applausi per lui. Meraviglia assoluta al Palamalfatti, l'autografo è di Ramon Bueno Ardite. 5-3 Real Rieti, ma che gol, che 5-3, una sassata che ha lasciato fermo Mazzocchetti, pallone che ha toccato l'incrocio e si è infilato in porta. Lo avevamo detto, deve salire Ramon, diciamo che si è fatto notare abbastanza. Beh, si è preso letteralmente la scena, un gol letteralmente fantastico, quello del numero 6 che ha, come dicevi tu, ha fatto partire un missile che ha lasciato impietrito Mazzocchetti che non poteva fare onestamente nulla. Parra, Coco Schmidt, pallone per Morgado, prova ad andarsene in 1 contro 1. Parra, le finte su a Ramon, rientra sul sinistro. Trova Rafael sulla sua strada e allora è costretto a tornare indietro da Mazzocchetti. Pallone imbucato dentro, Fortino a lottare con Fabinho. Grandissima, grandissima partita di Fabinho al Palamalfatti, Jacopo. Possiamo dirlo senza paura di essere smentiti. Intanto a te per la ripartenza. Fortino sul secondo palo per Rafael e qui ha sbagliato il numero 11 dei Real Rieti. Sì, perché comunque era leggibile la giocata, doveva andare sul secondo, è stato bravo Fortino, ma il numero 11 è arrivato colpevolmente in ritardo. Dicevamo, non abbiamo paura di essere smentiti, Fabinho si sta caricando letteralmente il Color Max Pescara sulle spalle. Almeno secondo noi il migliore in campo Fabinho. Ovviamente dateci il vostro migliore in campo nei commenti su PMG Sport Futsal. Ramon dentro per Fortino che prova a contendere il pallone, alla fine ne esce con una rimessa laterale. Adesso Real che prova Avironi da laterale insieme a Rodolfo Fortino. Eccolo Avironi che se ne va in 1 contro 1, alla fine viene rimontato da Fabinho. Coco Schmidt all'indietro per Mazzocchetti, scivolato Moura, Dudu Morgado, Parra, Coco Schmidt. Moura prova ad andare in anticipo su Fabinho, oggi veramente imprendibile. Real forse Jacopo che si abbassa troppo e concede troppo la posizione profonda a Fabinho. Sì, sembra di rivedere un po', intanto la puntata di Avironi, palla sopra la traversa, sembra un po' di vedere quanto è accaduto non appena il Color Max ha trovato il gol del 4-2. Real che arretra il baricentro, il Pescara che fa la partita tenendo in mano il possesso del gioco e dà l'impressione di poter mettere in difficoltà la retroguardia amaranto-celeste. Coco Schmidt, André Ferreira, la pressione di Jelovcic, pallone scodellato in avanti, lo controlla Avironi che alla fine è bravo a farlo sbattere sul corpo di Dell'Onder. Sarà rimessa laterale per il Real Rieti. Moura, Avironi dentro per Rafael, non era male almeno nelle intenzioni questa imbucata di Avironi. Rimessa laterale per il Color Max Pescara. Se non abbiamo capito male le indicazioni di Duda, copriamo bene il centro. Effettivamente questa soluzione sta facendo tanto male al Reale, Jacopo. Sì, perché i giocatori del Pescara riescono ad imbucare la palla sul pivot
pivot che adesso è dall'Onder ma prima era Fabinho, e non appena la palla arriva al pivot la retroguardia Amaranto-Celeste sembra andare piuttosto in difficoltà e lascia comunque spazi al Pescara per poter colpire la porta di Micoli. Pallone dentro per dell'Onder, intanto vi ringraziamo, state commentando la diretta su PMG Sport Futsal. Mister Cafu, che salutiamo con grandissimo affetto e felice, ci scrivono migliore in campo Ramon, una partita forse tutt'altro che straordinaria di Ramon, ma che gol Jacopo! Al momento sta decidendo il match, perché sul 4-3 il Real era apparso piuttosto in difficoltà, bisogna ammetterlo. Il gol del 5-3 ha riacceso un po' gli Amaranto-Celesti, anche se comunque il Color Max Pescara non molla. 5 minuti e 20 secondi, il match è tutto da seguire. Tutto da seguire, tutto da vivere, non è assolutamente finita questa partita. C'è sempre l'incognita del portiere di movimento André Ferreira, dentro per Coco Schmidt, prova a girarsi su Avironi, chiude Moura, Jelovcic rischia di perdere un brutto pallone, Micoli, Jelovcic vuole il movimento di Moura, il pallone è per lui, toccato Moura, serve Rafael, Jelovcic, Avironi all'indietro per Moura, non controlla il numero 2. Non sono bei errori questi, Jacopo, più di testa che tecnici forse. Sì, intanto vediamo che Mister Palusci senza paura, 4:41 dal termine, si gioca il portiere di movimento. Non sono bei segnali perché possono contribuire a dare fiducia alla squadra avversaria. Fabinho, Coco Schmidt, portiere di movimento per il Color Max Pescara. Fabinho, André Ferreira, ancora per Fabinho, prova a farsi sentire il pubblico della Palamalfatti. André Ferreira, Coco Schmidt, André Ferreira, Parra, dell'Onder, ancora per André, Fabinho. La conclusione in porta, il palo colpito da Parra, pericoloso. Il Color Max Pescara, vietato dire che questa partita sia chiusa. No, vietato, anche perché comunque in questi secondi che il Pescara ha messo il portiere di movimento ha dimostrato di mettere in difficoltà il Real, e il Real che è stato fortunato perché solo il palo ha salvato Micoli sul missile di Parra. Intanto time out del Pescara, sicuramente il tecnico Palusci vorrà studiare qualcosa perché mancano 3 minuti e 53 secondi, la partita è tutt'altro che chiusa, il Pescara è ancora dentro il match e con un gol riaprirebbe ancora una volta questa gara. Tanto facciamo un giro sugli altri campi di questa Serie A. Vi abbiamo dato prima la vittoria della Feldieboli 4-3 in rimonta, chiedo scusa, dicevamo vittoria della Feldieboli 4-3 contro il Sandro Abate, larghissima vittoria del signor Prestito, finita la gara contro il Genova 9-1, 5-0 anche della Latina sulla Cybertel Aniene. Con questo risultato il Latina è una delle squadre a punteggio pieno dopo 2 giornate. Jacopo, Latina, squadra da tenere assolutamente in considerazione. Sì, anche alla vigilia della partenza di questo campionato era una delle squadre maggiormente accreditate magari subito all'irredosso delle cosiddette big, e lo ha dimostrato in queste 2 prime partite di campionato. Pallone in avanti dell'Onder, controlla male con il petto. De Luca, Moura, pallone dentro per Rafael, perde il contrasto, torna sul pallone, la rimessa laterale sarà in favore del Color Max Pescara. Strana questa scelta di Duda quando il Real è in possesso, di non schierare un pivot di ruolo per magari spezzare un po' il ritmo del Pescara. Sì, sta giocando con Rafinha da pivot, forse questa è una scelta anche per poi andare a difendere il portiere di movimento
però al tempo stesso può essere una scelta discutibile perché non dà molti sbocchi offensivi agli amarantocelesti in un momento che comunque è di sofferenza. André Fabinho, arriva alla chiusura di Moura che dice l'ho presa col petto agli arbitri. André, Coco Schmidt, pallone per André, Fabinho, Micoli è bravo in chiusura, pallone per Ramon, spinge la transizione, la offre a De Luca, grandissima chiusura, è scivolata dal gran giocatore qual è Coco Schmidt. Tutta esperienza questa di Coco Schmidt, ha letto in anticipo il passaggio di De Luca che aveva visto Rafinha liberarsi sul secondo palo, è andato in scivolata e ha chiuso un passaggio che sarebbe potuto risultare decisivo. Micoli va corto da De Luca, pressato, c'è fallo di Coco Schmidt, fischio un po' generoso forse qui per il Real Rieti. Eccolo Jacopo, siamo stati un po' tecnici anche noi, arriva l'ingresso in campo di Rodolfo Fortino proprio per questa soluzione qui. Sì, assolutamente, perché vediamo che comunque il Color Max pressa alto, quindi avere un pivot lì davanti è importantissimo perché dà una soluzione in più a Micoli, però vediamo che per cercare di non far mettere il portiere di movimento al Pescara, subito fuori Fortino, dentro nuovamente Rafinha. Dell'Onder, La pressione della Real Rieti, ancora rimessa laterale. Si dispera Duda in panchina. 2:52 da giocare. Siamo sempre live su PMG Sport Futsal. Coco Schmidt, André Ferreira, ancora per Coco. Dell'Onder, Parra, Fabinho, finta la conclusione, la offre a Dell'Onder, pallone sporcato che torna fuori ancora dall'Onder con il sinistro, ancora pericoloso il Color Max Pescara. Diciamo bravo Real Rieti a non concedere imbucate dentro, scambi veloci al Pescara. Occhio a questo pallone in avanti per Fortino, è bravo a controllarlo quando però era già uscito secondo gli arbitri. Dicevamo Real che alla fine sta concedendo forse il male minore con il portiere di movimento, ovvero il tiro da fuori. Sì, anche se dopo il giro palla del Pescara il Real dà l'impressione di abbassarsi troppo, soprattutto Rafinha gioca troppo basso e quindi dà la possibilità agli ospiti di avvicinarsi all'area di rigore di Micoli, e che anche con il tiro da fuori impensieriscono l'estremo difensore, ma forse hanno spazio anche per tentare qualcosa in più per cercare il gol del 5-4. Morgado, Parra, pallone ancora per Dudu Morgado, Coco Schmidt, Morgado, ultimo minuto e 40 secondi in questo momento, 5-3 Real Rieti. Fabinho, all'indietro per Parra, ancora Fabinho che controlla, lascia partire il destro, murato da Rafinha. Diciamo che Real sta difendendo bene il portiere di movimento fino a questo momento. Le indicazioni di Duda ai suoi giocatori, applaude, prova ad incoraggiare invece la sua squadra. Saverio Palusci, 1 minuto 29 secondi. Si riparte con un pallone scodellato. Morgado, Coco Schmidt, pallone per Dudu Morgado, ancora per Coco. Morgado, Coco Schmidt,
possesso palla del Color Max Pescara, dell'Onder di testa Micoli e poi il palo. Sta succedendo di tutto e arriva il time out chiamato dal Real Rieti. 1 e 10 secondi, che brivido, Jacopo. Eh sì, è stato fortunato anche in questo caso il Real. Bravo il Color Max Pescara a pescare dell'Onder solo sul secondo palo di testa. Il giocatore numero 12 aveva battuto Micoli, soltanto il palo gli ha negato la gioia del gol. Real che comunque non sta difendendo bene su questo portiere di movimento, bisogna dirlo. Più che altro Jacopo, Real che non sta facendo la scelta di andare a pressare il Civitella per non fargli mettere il portiere di movimento, sta aspettando un po' troppo passivamente dietro. Sì, è questo quello che dicevamo, e soprattutto poi una volta che il Pescara mette il portiere di movimento, il Real onestamente difende troppo basso, troppo a ridosso della sua area di rigore. Questo dà la possibilità al Pescara di ragionare, di costruire azioni offensive che già in 2 occasioni hanno messo in difficoltà il Real, perché solo il palo ha salvato Micoli, pallone per Fortino che arriva e controlla, la gira su Moura. Ramon prova ad andarsene in mezzo a 2, lo slalom di Ramon che viene steso da Fabinho, che si prende il cartellino giallo. Altra grandissima giocata da fenomeno di Ramon. Sì, in questo secondo tempo è salito in cattedra, ma dobbiamo dirlo, il Real si è nuovamente spento, è andato troppo a sprazzi in questa seconda frazione e l'ha tenuto in piedi comunque Ramon, che anche grazie al suo gol ha ridato tranquillità. Ramon e anche la fortuna, perché comunque i 2 pali consentono al Real di mantenere il doppio vantaggio, perché sul 5-4 sicuramente sarebbe stata un'altra gara in questo minuto e 1 secondo che manca al termine. Si è rialzato Ramon, a terra Fabinho, aiutato adesso dallo staff medico del Pescara. 1 minuto, 1 secondo da giocare. 5-3 Real Rieti qui alla Pala Malfatti. Si asciuga il parquet, calcio di punizione per il Real. Ramon dentro per Fortino, è leggermente troppo lungo il pallone calciato dal giocatore del Real Rieti, Coco Schmidt. Abbiamo superato l'ultimo minuto di gioco. Morgado, pallone intercettato solo per un attimo da Massimo De Luca. Pallone dentro, Micoli, poi dall'Onder. 44 secondi, 5-4, attenzione Jacopo. Non è finita, 44 secondi in questo sport sono lunghissimi, e soprattutto sono lunghissimi qui al Pala Malfatti, perché stiamo vedendo onestamente un Real letteralmente in difficoltà, soprattutto dal punto di vista mentale. Ultimi 44 secondi, 5-4 realizzato da dell'Onder. Con il portiere di movimento prova a rimanere a galla il Color Max Pescara. Ramon prova ad andarsene con un sombrero, offre il pallone a Moura, che poi è costretto ad andare in avanti. Pressato Moura, rimessa laterale, Real Rieti che non fa ancora la scelta di pressare, anche se si tratta di rimessa, ma bisogna asciugare il parquet del Pala Malfatti. Ultimi 34 secondi.
Rimessa laterale per il Pescara dopo che si è asciugato il parquet del Panama Alfati. Ultimi 33 secondi. Morgado, Coco Schmidt, Moura va in chiusura, prova anche a calciare Davide Moura. Ancora rimessa laterale per la squadra di Saverio Palusci. Ultimi 26 secondi. Morgado, Parra ancora per Morgado, sbaglia il controllo André Ferreira, arriva Morgado, ultimi 14 secondi, pallone in banda, Coco Schmidt, la deviazione, Morgado 8 secondi, Moura per un attimo, poi ancora André Ferreira che la mette dentro, Micoli riconquista il pallone, la offre a Ramon, ma finisce qui la partita. Real Rieti batte 5-4 Color Max Pescara. Possiamo dire Real Rieti ancora rimandato, Jacopo, che con il minimo sindacale si porta a casa 3 punti. Un deludente Real Rieti porta a casa 3 punti, possiamo dire così, e complimenti al Color Max Pescara che ci ha creduto fino in fondo. E forse, se andiamo a vedere il computo delle occasioni totali, il pareggio non sarebbe stato un risultato sbagliato. Assolutamente no, a testa altissima, altissima. Il Color Max Pescara se ne va sconfitto 5-4 dal Panama Alfati di Rieti. Primi 3 punti invece in campionato per il Real, che nel turno infrasettimanale giocherà ad Asti contro il Genova. Un saluto da Mattia Esposito e Jacopo Persico. Un buon proseguimento di serata a tutti voi.